Mezzi blindati austriaci al Brennero per impedire ai migranti di lasciare l'Italia. Il governatore Luca Zaia attacca Palazzo Chigi per la sua posizione attendista in materia di immigrazione. I mezzi corazzati, sostiene, dovremmo averli noi nel Mediterraneo. Invece, al di là degli annunci del ministro Minniti sul blocco navale e i presunti accordi con la Libia, in Italia arrivano più immigrati di prima. Noi sappiamo con certezza che se non si fanno i campi di prima accoglienza lì, e quindi lì si vanno a rifocillare, a curare e a identificare tutti i migranti e da lì si garantisce un corridoio umanitario per i profughi veri, che sono solo 2 su 10, e se questo non accade, assieme ovviamente al blocco navale, finisce che noi continuiamo a ricevere immigrati e che si infileranno in un cul-de-sac. Il rischio è di far esplodere situazioni già al limite, come quella della base di Conetta, che dovrebbe essere alleggerita di parte delle sue circa 1400 presenze. Con le frontiere chiuse in uscita e un volume di sbarchi senza precedenti non sarà un'impresa facile. Sono anni che ci danno dei razzisti e dei rozzi localisti, ricorda Zaia, e adesso tutta l'Europa sta facendo quello che abbiamo sempre detto noi. Macron, tanto inneggiato da molti esponenti di sinistra, fa dichiarazioni da criptoleghista. Dice noi ospitiamo i profughi ma non i migranti economici, vuol dire che 8 su 10 non li vuole, tant'è vero che chiudono le frontiere. L'abbiamo già vista, è una riedizione di un film già visto. L'Italia prenda atto che è isolata. La verità, chiosa il governatore, è che l'Italia è stata lasciata sola col suo buonismo ipocrita e con un mare di eurochiacchiere. La forma anche a sostanza. Io ho visto la conferenza stampa per parlare di questi temi di una settimana fa, 5-6 giorni fa. Cioè, ho visto il tavolo, io vorrei chiedere se estraggono a sorte i posti o se sono così. Merkel, Macron e poi a seguire in fondo a sinistra Gentiloni. Se siamo noi che abbiamo il problema, perché me lo fai sedere in fondo a sinistra? Dai!